Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Max Del Papa che vedo già in collegamento con noi. Max, buongiorno, grazie Buongiorno, per essere buongiorno. con noi. Ricordatevi di comprare il libro Schiavi perché è una lettura indispensabile ed è una paroletta, caro Max, quella che hai messo nel titolo del tuo ultimo libro, che è diventato poi un tour, uno spettacolo in continua evoluzione, come Sì. molti già sapranno, forse altri no se ci ascoltano per la prima volta, ma comunque poi ci racconterai tutto tu sulle prossime date, in attesa dello sbarco a Milano, perché così sarà molto più facile per molti anche raggiungerti e raggiungerci. In ogni caso, Schiavi è ancora su Amazon disponibile, c'è il link sul post che introduce sulla pagina Facebook della radio la conversazione di oggi. Poi io vorrei leggerti un articolo che mi è piaciuto molto. Te lo leggo io, però poi me lo commenti tu, Max, perché mi Vabbè. è tanto, tanto, tanto piaciuto. Prima ancora, però, vorrei ricordare una cosetta, che noi abbiamo una piccola citazione ogni puntata che facciamo. E ultimamente sto riproponendo, non so se ti piace anche a te Max, il dizionario del diavolo di un nostro collega di inizio secolo negli Stati Uniti, Ambrose E Bierce, come no? il quale, Dizionario del diavolo, se non lo conoscete, è un libretto veramente bello, ancora oggi estremamente attuale, perché l'ironia e il sarcasmo, anche feroce, non muoiono mai. E, a me mi è capitato di notare che molte delle cose che in filigrana c'erano nel Novecento sono diventate una granaccia orrenda oggi, si sono tramutate in realtà molto più preoccupanti di quanto non fosse presumibile dal sarcasmo di inizio secolo, no? Ci aveva visto lungo costui. Oggi abbiamo una bellissima definizione di volgo o popolo, che dir si voglia. Andatevela a leggere, io non ve la leggo. Invece vorrei leggerti, Max, un bellissimo articolo che io ho letto con grande gusto e profitto a proposito di Beers e del volgo. La mandria, il gregge, il sistema, i poteri forti, il grande reset, Big Ah, Pharma, le armi di distrazione di massa. Non ce lo dicono, ma io ve l'avevo detto. Tutto quello che sai è falso, tutto quello che non sai è vero. Siamo stufi, signor Presidente. E allora gli altri? Ma parlaci un po' di... Perché non ci parli di Rosicone? Ma chi ti conosce? Hai provato il dottor Cazzo? Hai provato il metodo STAR? Hai provato il braccialetto? Il metodo psicomedico? L'approccio olistico? Se vuoi, guarisci davvero. Se vuoi continuare a ucciderti, peggio per te. Perché l'hai fatto? Io lo sapevo, l'avevo capito. Mino go studiao, ma sono nata esperta. Studia, sono tutti servi. Io non faccio parte. Io non mi faccio fregare. Io le multinazionali mai. Ma chi ti paga? E intanto lui riempie i teatri. Sono sempre i sionisti, la finanza ebrea. Un caso? Non credo. Non demonizziamo. Il garantismo innanzitutto. C'è dell'altro, le cose non stanno così. Bisogna essere propositivi, bisogna essere positivi. Le critiche sì, ma costruttive. E alla fine ci sarà giustizia, alla fine il bene trionfa, alla fine la verità emerge. Affidati. Quelli che hanno tutto in realtà sono infelici. Tu al posto suo, tu non puoi capire. Se accetti un consiglio, dammi retta. Provare cosa ti costa. Magari non dovrei permettermi, ma non posso sapere cosa stai passando, però non hai empatia. Non traiamo conclusioni. Non facciamo allarmismi. Sai tutto tu. Uno deve fare quello che si sente. Bisogna cambiare il sistema. Bisogna fare un mondo più giusto. Facciamo una fiaccolata. mm, Questo mi è piaciuto sì. molto. L'ha scritto un mio Sì, ma amico. non lo... sì, l'hanno scritto tanti in realtà, ognuno ci mette del suo. E, sai, questa è l'insofferenza di dover avere ancora a che fare con questo mestiere e con chi legge. Ti sei rotto le balle di fare il giornalista, Max? Sì, mi sono rotto le balle di farlo qui, di farlo così, di avere a che fare con gente che non legge, se legge non capisce.
si capisce fa la furba. Mm. E mi sono anche rotto le balle di avere, se lo so che sto dicendo una roba, però tanto siamo tra noi. No, mi sono un po' stufato rotto le palle di avere ragione troppo presto, perché in questo paese, una delle disgrazie di questo paese è di aver ragione troppo presto. Passi subito da imbecille. Vedi l'affare Vannacci, no? Mm. Tanto per entrare subito Sì. nella cronaca. Quante volte, e io te ne devo dare atto, perché tu m'hai sempre, pur essendo questa un medium, la radio collegata alla Lega, eccetera, non mi hai mai creato problemi, anzi, quando io dicevo delle cose che non andavano su dritte per chi ascoltava, no? Cioè, guardate che questa qua è una pagliacciata, guardate che questo qua è un personaggio così, eccetera, eccetera. E Salvini fa un errore colossale, non da statista, non da leader, nell'imbarcarselo. Passano, e tutti cosa dicevano? Dicevano le stesse cose che hai letto tu. Rosicone, lui vende i libri, grande Ceneralli. Io andavo in giro, trovavo queste vecchie con quell'alito fetido, Cranti, Ceneralli. Non si capiva perché, no? Cioè si capiva. Perché lui diceva delle cose enormi, totalmente non condivisibili, almeno per me, perché la remigrazione va benissimo, il controllo va benissimo, la severità, eccetera, va benissimo, però attaccare invece attaccare l'Aigonu, io l'ho attaccata 1000 volte perché è antipatica, perché fa la vittima, perché è insopportabile. Attaccarla per il colore della pelle, perché non ha i tratti italiani, diventa sgradevole. Andare a vantarsi di andare a usare i negri in metropolitana, insomma, è peggio che sgradevole, no? E tutta una serie di cose così. Cioè, per me questo è razzismo. E lo dicevo, e tutti, no, tu ci sei Ceneralli! Non sono passati 2 anni ed è finita come le comari sul ballatoio. Traditore, no, traditore tu, vigliacco tu. E adesso io sento tutti quelli che lo difendevano scatenati contro Vannacci, del quale si può dire tutto, io ne ho dette tante, però non che sia coerente, no, che uno è uno che, ma che non che sia uno che maschera quello che è. Allora tutti adesso si accorgono e tutti gli scrivono La solita delle cose storia del terribili. servo encomio e del codardo oltraggio, E no? Siamo sempre tutti lì. dicono, lo dicevamo noi, tutto Ferri. Io dov'ero? Io ero ad ascoltare voi che dicevate forza Ceneralli. Quindi dà fastidio fare il giornalista anche in un contesto così. È finita col ballatoio, con le comari. Fu vera gloria? Però adesso che Salvini si comporti lui come la fidanzata tradita mi pare un po' anche eccessivo, no? Sempre per dire cose che non è bello ascoltare nel posto, però mi pare un po' eccessivo perché, insomma, io non è che sono poi una mente geniale o eccelsa, bastava anche poco a capire che questo qui era uno che cambia cavallo, cambia treno in corsa perché ha delle sue ambizioni, ha dei suoi... E adesso, anche questo l'avevamo detto, si parla di non si capisce bene che razza di movimento, di formazione, di raggrumazione con Casa Pound. L'avevo detto subito che Vannacci saliva fuori per potenziare Casa Pound negli intendimenti, in particolare del giornale La Verità, dove molti sono di Casa Pound. Poi lui gli ha detto sì, Ecco, e alla fine tu hai no, un'idea molto io vado con precisa, la no? Lega. Tu hai un'idea Sì, precisa su Vannacci. Tu dici è un prodotto comunque sì, anche in larga parte del quotidiano La Verità, giusto? sì, Mm, lo confermo, sì. mm. Sì, è un prodotto della Verità. La Verità, molti alla Verità sono legati a Casa Pound o militanti di Casa Pound e lo avevano cominciato a pompare quando ancora questo non era uscito con quel libercolo, quando ancora non si sapeva chi fosse, interviste, cose. Perché volevano fare una formazione di ultradestra a destra della Meloni che la pungolasse, che le desse un po' fastidio, volevano potenziare Casa Pound. E lui gli ha detto sì,
Poi gli ha detto no, io voglio andare al Parlamento europeo, specialmente dopo che ho venduto tanti libri, e aveva già in mente di farsi le cose sue, ha detto io non vado con questi qua che sono lo 0, vado con la Lega che mi ci manda, e ce l'ha mandato. Da come è entrato al Parlamento europeo, dove doveva fare chissà quali sfracelli, bravo generali, vai dentro, fai tu, facci tu. Vannacci è come la Salis, sono entrati, si pigliano la mesata, 20.000, e non hanno fatto assolutamente niente. Che devi fare? E lui ha cominciato immediatamente a organizzarsi per fare il colpetto dentro la Lega, e alla fine in un modo o nell'altro ne è uscito. E quello che oggi nessuno dice, ancora una volta, lo dico io così mi prendo delle imbecille ancora un po'. Non è questione di leadership, di dettagli, di più severità, quelli sono pretesti. Vannacci voleva trasformare la Lega in una succursale putiniana, perché Vannacci è ultra putiniano, è stato a Mosca, ha condiviso le logiche moscovite di Putin. Salvini, che pure per Putin ha un certo trasporto, però non se l'è sentita di arrivare a quel livello lì, anche perché nel nord-est sì, sono pragmatici, possono essere a volte esaltati, però a quelli che votano Lega interessa più la Padania che da Svidania. E allora questo Salvini lo sapeva, aveva contro anche gli Zaia, aveva contro insomma, i Fontana, quindi ha dovuto fare di necessità virtù, ha dovuto accettare il fatto delle armi all'Ucraina, cosa che ai generali proprio non va giù, perché generali, essendo putiniano, Putin ha già vinto la guerra, deve vincere la guerra. Allora la questione lì era trasformare la Lega in una succursale. Salvini alla fine non se l'è sentita e questo fa da solo. E facciamoci caso, subito ha raggrumato, come è uscito fuori, ha raggrumato subito tutti i putiniani d'Italia, da Marco Rizzo, il giornale di Travaglio è un altro che dà degli questa opportunisti a cosa che tutti, hai dà dei notato, voltabandiera a tutti. questa cosa che hai notato è interessante, no? Anche È su incredibile, Travaglio e Travaglio il è Fatto. incredibile. Che Travaglio si permetta di dare lui dei voltagabbana a tutti, lui, che Travaglio si permetta di dire a tutti che sono compromessi col potere, lui che faceva il consigliere del Presidente del Consiglio più repressivo che abbiamo avuto, che lui si permetta di dire che sono tutti slurp, tutti schiene mosce, e solo loro, la schiena dritta, fa ben ridere. Loro sono fuori dai giochi, loro sono fuori da che? Stanno in televisione, in tutte le televisioni, tutte le sere. Travaglio parla male di Mediaset e tutti i suoi sottoposti stazionano a Mediaset, a gettone di presenza. È una pagliacciata. E immediatamente sul Fatto Quotidiano Vannacci, da impresentabile, è diventato rispettabile. Perché sappiamo perfettamente che il Fatto Quotidiano ha anche lui, per usare un eufemismo, una propensione putiniana. Ha una propensione. Subito è diventato uno dei loro, il compagno Vannacci. Quindi adesso io dico queste cose e poi mi diranno tu. Però non è colpa mia se poi ci prendo. E allora, insomma, l'imbecille sono io. Però non mi va neanche. Ci avevo preso, se vuoi, anche su questa faccenda, come andava a finire il decreto sicurezza? Sì. Dopo i fatti di Torino? Sì. Come andava a finire? Sì. Tu hai scritto... E come è andata a finire? Come è andata a finire? Che il Quirinale, adesso ti cito l'ANSA, così facciamo gli istituzionali. Che la so, ecco. Quirinale ha corretto, ha integrato, ha detto che bisogna cambiare, bisogna modificare, eccetera, eccetera. Sì. Sto leggendo appunto dalla homepage dell'ANSA in questo momento, stamani, decreto legge più disegno di legge, non so se ci sono anche telefonate, ma se ci sono le apriamo, teniamo aperte le linee, anzi lo dico subito, non l'ho detto prima, linee aperte per chi vuole intervenire allo 02 92 94 7222 per la diretta, per i messaggi via WhatsApp anche audio 340 6709 659. E allora ci dice l'agenzia ANSA, che ricordo con piacere è la diretta erede dell'agenzia Stefani, no? Qualcosa ti ricorda? Sì, più o meno, cambiati diciamo così gli assetti istituzionali, ma la funzione è sempre quella lì.
Il regime è quello. È la voce del regime. Il segnale che Giorgia Meloni voleva dare da settimane è atteso nelle prossime ore. Un decreto legge più un disegno di legge a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico che dovrebbero approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio, caro Max. Qualche minimo di incertezza c'è, ma per tutta la giornata i testi sono stati affinati in una lunga serie di riunioni tecniche proseguite nella notte. Le più importanti sono cominciate nel pomeriggio dopo il colloquio al Quirinale tra Sergio Mattarella e Alfredo Mantovano, in cui sono emersi i rilievi del Quirinale su due misure in particolare: il fermo preventivo dei sospetti prima dei cortei e il cosiddetto scudo, che evita non solo per le forze dell'ordine ma anche per i cittadini che fanno legittima difesa l'iscrizione automatica nel registro degli indagati in caso appunto di legittima difesa per il cittadino comune o adempimento del dovere per il poliziotto o forza dell'ordine. L'incontro a metà giornata tra il sottosegretario Mantovano e il presidente Mattarella testimonia del fatto che il testo predisposto ieri non aveva ancora avuto il via libera del Colle. Il Colle ha chiesto le modifiche e quindi adesso arriveranno queste modifiche. Mantovano, il sottosegretario, ha preso atto dei rilievi fatti dal Presidente della Repubblica e il ministro degli interni, Piantedosi, ha commentato il tutto così: credo che abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole, molto equilibrato, altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti dal presidente Mattarella. Il ministro Piantedosi è stato impegnato tra Camera e Senato per le comunicazioni sull'ICE o ICE americano. Te ci hai scritto un pezzo, poi ci torniamo sopra, Max, e sugli scontri di Torino. Torniamo subito. Sì, serve una norma, ha detto Piantedosi, che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo. Ma forse per cautela, scrive l'agenzia ANSA Stefani, la misura è stata depennata dalla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro, mentre è stato confermato il riferimento alle tutele penali per gli agenti. Sono le misure su cui è acceso il faro di Mattarella. Ci sono due telefonate, le passiamo subito, però prima finisco di leggere l'agenzia, così facciamo gli istituzionali e poi ti lascio il commento, caro Max. Sarebbe ritenuto eccessivo il tempo di un fermo di 12 ore, ma Salvini avrebbe tentato di rilanciare a 24 o 48 ore. Il fermo preventivo di 12 ore è stato previsto nelle bozze per gli accertamenti di polizia nei confronti di sospettati di costituire un pericolo per lo svolgimento pacifico dei cortei. Sarebbe stato evidenziato che bisogna regolare dettagliatamente i motivi del fermo. Secondo le ultime indicazioni, l'intenzione del governo sarebbe di mantenere il trattenimento per 12 ore per accompagnamento negli uffici di polizia senza convalida da parte del magistrato, che però dovrebbe ricevere comunicazioni, ma soltanto per chi ha precedenti specifici. Poi c'è la questione dello scudo, che introdurrebbe un registro alternativo a quello degli indagati per il tempo degli accertamenti preliminari, e dal governo su questo fanno notare che è stato pensato come misura non solo per le forze dell'ordine. Così verrebbe superata una delle obiezioni di Mattarella, che avrebbe fatto emergere la necessità di una regolamentazione più puntuale. Tutti elementi sul tavolo delle riunioni tecniche per definire i due provvedimenti. Chiuso qui. Poi ti chiedo la sintesi, ma intanto sentiamo anche le telefonate perché c'è gente in attesa. Poi mi fai te la sintesi del tutto. Te la faccio io, sì. Il riassunto per il volgo, che è la parola del giorno, secondo il nostro amico Ambrose Bierce. Per il volgo ci fai il riassunto dopo. Intanto due telefonate. Pronto? Buongiorno, sono Luca di Coltello Rider. Buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno direttore. Senta, io vorrei esprimere che sono un leghista nato dal primo voto che ho fatto negli anni 90, sono sempre stato leghista, però la Lega non è più quella che, per cui è nata. I veri leghisti come me si sono sentiti tante volte, non so se la parola giusta è traditi o non più nella condizione di credere nella Lega. Adesso Vannacci se ne si è spostato perché si è accorto che la Lega si è imberlusconita troppo. Dice delle cose, sì, Berlusconi esiste ancora perché aveva creato la Berlusconite, è una malattia politica brutta. Dire delle cose e farne delle altre. Per quanto io andrò a votare anche sì per il referendum, perché l'alternativa a questo governo è peggio, per cui bisogna dargli forza in tutto. Però questo governo di cui appartiene la Lega mi ha tradito spesso, ad esempio mi ha allungato la pensione,
non mi ha fatto usufruire del 110 e andarlo a scontare alla banca, e quel 110 l'hanno usufruito rossi, bianchi, neri, verdi, tutti gli elettori di tutti i partiti. Mi ha bloccato anche che non lo posso prendere perché ho una partita IVA forfettaria, per cui di piccoli, diciamo che questo governo di cui appartiene la Lega lavora bene per l'Italia, ma non troppo per gli italiani. È una cosa ben differente. L'Italia sicuramente ha preso un'immagine molto forte. Ok. Si è spostato, Vannacci, le chiudo subito, si è spostato perché si è accorto che non si arriva al dunque, come i 5 Stelle hanno fatto con noi quando eravamo al governo, il nostro massimo apice, che non facevano quello che dovevano fare. Per cui non diamo le colpe che è un traditore o così. Probabilmente si sposteranno tanti leghisti dalla sua parte, sempre rimanendo magari in un futuro governo tutti insieme, però... Luca, con tutto il rispetto, però qua entriamo nel pezzo che ho letto in apertura. Io te lo dico io, lo sapevo io, ma chi sei tu? Sì. Perché tra l'altro a me mi riesce un compito impossibile entrare nella mia mente. Figurati nella mente di Vannacci o di Salvini, cioè una roba che proprio credo sia umanamente impossibile. Comunque, te l'avevo detto io dietro e qua bla bla bla, tutta quella roba lì entriamo. Comunque c'è un'altra telefonata, anzi 2 forse. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Mimmo da Varese. Caro Mimmo, prego. Allora, io volevo dire, su 252 non si sente più neanche Radio Libera, eh? No, quello proprio è defunto. Quindi, KO. Matteo ha oscurato le radio e tutto. Chi è il Radio Matteo? Quale Matteo? Lì, Matteo Renzi. Matteo Salvini. Abbiamo presente. Io sono un terrone della prima ondata. Che sarebbe? Scusa, no. Non si Aspetta, Mimmo, scusami, ma la prima ondata quale sarebbe? Che? La prima ondata quale sarebbe? La prima ondata, io ho una foto con Bossi, con quando abbiamo giocato la partita con l'Ausone di Benevento. Della prima ondata leghista, non della prima ondata di emigrazione al nord. Io Okay. a Salvini non lo voto più. Ci stiamo prendendo il culo per le autonomie regionali. E Zaia, spero che il partito se lo prende Zaia o Giorgetti. Va bene? Sta facendo un casino della miseria. Però sai che questi discorsi qua a me mi scivolano addosso perché non servono a un emerito cacchio, per dirla con Totò. Non lo so, mi annoiano a me questi discorsi qui, e dagli contro a quello e dagli contro quell'altro. Io lo so perché cosa ha fatto il Vannacci, ma Salvini è un pirla, cioè, non lo so, mi sembra che stiamo perdendo del gran tempo se ragioniamo così. Non so cosa ne pensi tu, Max. Io non stavo ascoltando. Ecco, perfetto. Abbiamo già risolto il problema alla radice. Infatti, facciamo prima. No, ma per carità, vabbè, qui c'è tanta gente che dice voto Vannacci perché perché mi conviene. Mi conviene, cioè perché vado sul personale, ma è una cosa un po' diversa. Non è tanto il personale. Allora, voto Vannacci perché insomma perché lì la partita IVA, quello o quell'altro. Votate quello che vi pare, certo, però poi sì, ci può essere il fatto che questi manifestano uno scontento antico. C'è un'altra telefonata, poi però vorrei che tu mi facessi, come ti avevo chiesto di fare, il riassunto della roba. Come no. Insomma, in sintesi, questo ennesimo decreto sicurezza, cosa salta fuori? E tra l'altro tu hai fatto un bel pezzo sull'ICE, ICE, che dir si voglia. Quello lì mi sembra invece interessante approfondirlo, perché ci hai visto una questioncella che può riguardare tutti, no? Che ci riguarda tutti. Intanto però c'è la telefonata, sentiamola. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. Buongiorno. Sì, allora sulla questione proprio del decreto sicurezza, che poi fa il paio con tanti altri e con tutte le disposizioni di legge che vuole fare questo governo, no? Tutte le volte bisogna andare su al Quirinale con la schiena abbassata e chiedere al signore del Colle, ma questo lo posso fare? Questo va bene? Questo è costituzionale? Questo sì, questo no. Allora io quello che mi chiedo, quando i fascisti sono entrati nella CGIL e l'hanno devastata, si sono beccati 9 mesi di carcere preventivo e li hanno condannati a 8 anni, non hanno fatto feriti, hanno solamente per dire, tra virgolette, assaltato un ufficio, quello che era, hanno spaccato e giustamente pagano, no? Allora, lì non ha mosso un muscolo per dire, cazzo, questi sono 9 mesi che sono in galera senza essere stati giudicati, ma al signore su alla mummia gli va tutto bene. Ma io voglio dire, ma nel governo questo non c'è nessun giurista, nessun costituzionalista che dica noi facciamo questo decreto perché dal nostro punto di vista è costituzionale. Cos'è questa storia che bisogna sempre andare da uno
che ci crede il Padre Eterno e chiedere a lui ma questo va bene, questo non va bene. Oh, Mattarella mica l'hanno votato il popolo, ricordiamocelo. Allora, ti ringrazio. Nel frattempo è uscito un bel come volevasi dimostrare, CVD, che è il titolo del tuo ultimo commento su Substack. L'indirizzo lo trovate sul post della pagina Facebook della radio. L'ho scritto proprio mentre arrivavano le telefonate. Ecco, guarda, sei un multitasking incredibile. Mentre noi cianciavamo, no? E Pirla quello lì, ma io lo so perché quell'altro ha fatto, ma basta, io sono della prima ondata, quell'altro è dell'ultima. E come nel frattempo te producevi. Cosa producevi? Sì. Il riassunto del decreto sicurezza. Sì. L'hai messa giù un po' dura però, Max, è carta straccia prima di nascere. Sì. Il capo supremo ha tolto tutto. Anche a te ti è piaciuto il Mattarella, come al nostro amico Fabrizio. Mattarella in persona. Tu mi hai chiesto un commento. Ecco, sì. Te la qua, l'hai già Puoi fatto. leggerlo tu, posso leggerlo io, ma è quello. L'hai già fatto. Tu mi scrivi Sì. così in diretta che Mattarella è il cestinatore, l'ha cestinato quel decreto qua. Sì. E quindi è già carta straccia. Perché è molto garantista. È nel cestino, perché Mattarella è un garantista a senso unico. Sì. A senso unico quale Sì. senso? Quello della sinistra. Nello specifico quello che non è per i cittadini. Certo che però, scusami, uno come la Russa che dice, che fa un commento di questo tipo, il noto liberale la Russa, no a misure che possano apparire da stato di polizia. E questo Ha ti detto fa capire il Presidente del tutti, Senato. Questo ti fa capire quello che dico sempre, che questi vogliono durare a tutti i costi. E hanno scherzato, cioè era finta la cosa, facciamo i decreti. Allora, hanno quasi ammazzato un povero fantaccino. Il governo in fretta e furia si mette a elaborare pacchetti, che è una missione di responsabilità, cioè come dire, fino adesso non abbiamo fatto niente per tutelare questi qua. Fa un pacchetto, annuncia, la Meloni va a dare le carezze a quello là, tutta una scena da libro cuore. Io dico, questa è tutta una manfrina, tutto finto, tutto falso. E insomma, difatti, secondo te la morale è terrorista, ritenta che sarai più fortunato? Sì, ma l'hanno detto loro, non io. Questi a Scatasuna, che sono stati subito scarcerati, che sono stati subito mitizzati, subito resi leggenda da tutta la parte di sinistra, i giornali, hanno detto loro, non siamo riusciti ad ammazzarlo, la prossima volta ne ammazziamo 2. L'hanno detto loro, nessuno li chiama, in questo caso Mattarella non sente, nessuno li chiama. Se lo scrivo io, mi arriva la Digos in 30 secondi, però essendo a Scatasuna, Mattarella non sente. Allora, abbiamo la pausa allora hanno fatto finta di niente. Abbiamo la pausa delle 10:30, ma poi ci torniamo poi sopra. Ci torniamo sopra perché c'è un'altra notazione, dicevo prima, che può interessarci un po' tutti, no? Quella che tu fai a proposito dell'ICE o ICE, la disumana polizia, la disumana polizia statunitense, ma ci torniamo tra poco. Disumana. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro. Ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree.
Allora, rieccoci qua. Mi avverte Simone, che ringrazio, dalla cabina di regia, che c'è una telefonata. Quindi prima di tornare sulla questione della sicurezza dell'ICE a Milano, eccetera, eccetera, poi mi dici quale sondaggio hai fatto tu per capire che ai milanesi piace l'ICE, caro Max. E comunque abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, sono Tiziano, salve. Senta, ha ragione quell'ascoltatore che diceva. Ho visto ieri a televisione che ha detto a quello là che hanno pestato i poliziotti, dato la nostra parlamentare, che è una decenza, che abbiamo una parlamentare europea là che è condannata così. Guarda, solo in Italia può succedere la Salis. queste cose. E poi eventualmente le danno 8 anni. Noi qui, come giustamente ha detto, che eventualmente hanno scritto che eventualmente adesso uno ne ha pestato a rischio di morte e la prossima volta invece mette di 1 o 2. Ma dico una cosa, ma prima di tutto i giudici, ma che giudici sono? Secondo, io vorrei vedere se era un suo figlio, a vedere se loro si comportavano così, a lasciarlo andare e a lasciarlo andare subito. E poi dico una cosa, ma il Presidente della Repubblica italiano, ma cos'è lì a fare? Ma cos'è lì a fare? Allora, ci scrive Roberto, ma se il Mattarella rimanda il decreto alle Camere, il Parlamento approva, Mattarella ciaone. No, non è proprio così, però insomma, allora ringrazio l'ascoltatore, ma ci sono ben altre 2 telefonate, poi ci fermiamo un attimo perché sennò poi incespichiamo anche noi. Comunque 2 telefonate e poi torniamo sul Mattarella, sull'ICE, su Milano, sui sondaggi di Max Del Papa che non sgarrano. L'ha fatto giusto il sondaggio, l'ha fatto giusto il sondaggio e sono molto più affidabili. L'ha fatto bene. Allora, 2 telefonate, pronto? Pronto, Cardinal Cainarca, buongiorno. I miei omaggi. Un saluto anzi, anche la mia benedizione scenda su di voi. Grazie, che al giorno d'oggi servono le benedizioni. Comunque, vabbè, il discorso Mattarella è che quando era ministro della difesa mi sembra che non ha detto niente per tutti i morti, i danneggiati dell'esercito con l'uranio impoverito, giusto? Quindi ha già un biglietto da visita, è già uno che sappiamo già da che parte sta e fa parte del sistema che basta insabbiare tutto, non dire niente, non far venire fuori niente, però intanto gente ha patito, chi è morto, chi ne sta ancora patendo adesso le conseguenze per quelle belle missioni che mandavamo in giro con l'uranio impoverito negli anni, cos'erano, anni 90, quegli anni lì. Quindi il problema è che il Presidente della Repubblica da Costituzione non so se ha dei poteri tipo un Trump, perché le Costituzioni sono un po' diverse, però abbiamo questo sovrano, questo monarca che come suo predecessore continua ad andare avanti, viva la Madama, viva la Marchesa, capo del CSM, tutte queste cose qua e poi i risultati si vedono, insomma, da come vengono gestite le faccende. Un saluto e Alegar, ciao. Alegar, come diceva il grande poeta Tessa, Delio Tessa. Allora c'è un'altra chiamata, pronto? Il dì di morte. Ciao Giulio. Sì. Sono Walter, ciao. Walter, buongiorno. Buongiorno. Dove sei in questo momento? In che parte d'Europa ti trovi? A Cortina. Sei arrivato a piedi a Cortina, di la verità. Sto sparando la neve a Cortina. Pur di non pagare il biglietto maggiorato per le Olimpiadi sei andato a piedi. Esattamente. Poi ho messo una giacca a vento con dietro la foto di Mattarella, tutti che si inchinano quando passano. Ah, bellissimo, bellissimo. Davanti c'è la foto di Napolitano e quindi fanno un inchino a 45 gradi. Dietro c'è quella di Mattarella, quando sono passato li vedi piegati a 90 gradi. Perché insomma, cazzo, noblesse oblige, dicevano i francesi. Esattamente. Io volevo dire alla Cassandra che è in collegamento, che sta facendo la trasmissione con te, che purtroppo è una Cassandra, ci becca sempre. Capita, ma chi mi dà retta? È uno cioè, io mi rendo conto di quanto sia difficile coprire il ruolo della Cassandra. Comunque, quello che volevo dire. La Cassandra è la che stava sui balatanti, diciamo la verità. La Cassandra stava sui coglioni a molta gente. Parecchio, però i troiani l'hanno pagata, perché quando lei ha detto quello che sarebbe successo l'hanno presa, l'ha pagata forte. Volevo dire questo, ma un politico, sto dicendo una cazzata, di uno schieramento di governo che dica rischiando la pelle,
ma Mattarella ci ha rotto i coglioni. Lui copre la figura del Presidente della Repubblica, ma come uomo ci ha rotto i coglioni. Alla Fantozzi. Alla Fantozzi, esatto, è una cagata pazzesca. Così dopo lo mettono, lo appiccano in sala. No, ma te devi stare attento in questo ragazzi, periodo a dire certe cose. Devi stare molto attento in questo periodo a dire certe cose, perché adesso, fuori da scherzo e da burla, qua siamo veramente in epoca da schiavi e da censure, perché questo concettino del preventivo, lascia perdere che sia applicato al fermo e che è finito nel cestino di Mattarella, però il concetto di preventivo a me mi piace molto poco, e poi ne tirerò fuori un'altra di questione sul preventivo, perché ne parliamo lunedì in dettaglio. Ma Max, te la voglio sottoporre anche a te, pensare e vedere cosa ne pensi. Allora, Simone, c'è ancora una telefonata, però poi ci fermiamo veramente un attimo, perché sennò facciamo fatica a tirare le fila di ciò di cui peraltro non capiamo nulla, già in partenza, quindi questo promette benissimo. Tireremo le fila di ciò di cui non capiamo nulla, ma siamo a cavallo. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, Franco da Milano. Lei mi sembra una persona seria, lo dico così a pelle dal tono di voce. No, dipende. Dica. Dipende molto dalle opinioni. No, io mi viene quasi da ridere. Era una captatio benevolenzie. Sì, no, sì, grazie. Per cui io ti ascolto da lontano anni, quando è nato Radio Padania. Bestia, 1997. Perché adesso non mi ricordo manco. Comunque. Porco diavolo. No, io volevo dire che comunque questo governo qui che assomiglia a tutti gli altri. Vediamo ma che qualunquista, Franco, sei un qualunquista. Sì, certo. Vediamo di arrivare al referendum e di vincerlo, e poi possiamo anche andarcene a casa, perché è l'unica riformina che ha partorito questo governo. Premierato, autonomia, cioè che è tutta una serie di riforme. Te me fai morire, Franco, te me fai morire. No, ma la prendiamo sul ridere nei leghisti, perché altrimenti saremmo rovinati. Ma sì, ma conviene, perché il nostro ridere fa male al re. Fa male al ricco e al cardinale. Esatto, come diceva che là. Va bene, grazie Franco. Allora, perdonami, l'abbiamo messa sul ridere veramente. Max, ti lascio la parola, perché ci devi... Vabbè, il riassunto l'hai già fatto, però io sono molto incuriosito dal fatto che tu mi hai appena scritto, mentre noi cianciavamo qua più o meno piacevolmente con i nostri ascoltatori, che insomma... terrorista, ritenta che sarai più fortunato, e per tutto il resto c'è l'ICE o ICE, che dir si voglia, che insomma tu scrivi è molto gradita dai milanesi, che sapendo come girano le cose si sentono più protetti dall'ICE che dalla Polizia di Stato. Non per incapacità della polizia italiana, sia ben chiaro, ma perché la polizia ha regole di ingaggio diverse, diciamo così, no? Chi è che te l'ha detto a te che Alice piace molto ai milanesi? Tanti milanesi, in particolare che lavorano in centro, che dicono, sai, noi andiamo lì, andiamo a mangiare durante la pausa del pranzo, li vediamo subito, perché tanto si capisce, no? Di questi alti 2 metri che parlano con accento americano. Adesso Milano è piena di polizia in borghese italiana, ma anche di questi qua li hanno sparpagliati, e dice questi fanno tutto tranne che mascherarsi, si fanno riconoscere a scopo preventivo, e dice noi ci sentiamo più tutelati. La gente ragiona così. Perché? Perché questi qua vengono dall'America, non è che devono rispondere a Mattarella, ai giudici che scarcerano gli Askatasuna, che no, il fermo preventivo c'è solo per chi critica Mattarella. Per chi si piglia la martellata in testa, no. Per quelli che danno le martellate in faccia, no. Allora questi dicono, vabbè, l'ICE sarà quello che... A me non piace l'ICE. Per me quella è una roba aberrante, cioè gente che spara tutto quello che si muove. A me non piace, l'ho scritto 10 volte. Però capisco, questi qua, la verità, anche lì non si dice. Li ha mandati l'America perché loro vedono che l'Italia è l'anello debole. Già l'Europa è di fango e di schiuma, l'Italia è l'anello debole, perché noi abbiamo fatto una figura pessima davanti al mondo, e quindi davanti anche all'America, con i fatti di Torino, che si sapevano prima, perché è inutile le anime belle della sinistra che dicono no, perché il governo
è responsabile se fa qualcosa, però non facendo niente è altrettanto responsabile, perché sapeva, no? Poi ci sono le De Gregorio che dicono li hanno lasciati andare lì apposta a menarsi tra di loro, a picchiare i poliziotti per favorire la svolta repressiva. Sono dei deliri e anche delle canagliate. La verità è che questo governo non sa, non può e non vuole fare niente. E noi di fronte alla scena di un poliziotto preso a martellate che non si difende, e gli americani non la capiscono questa roba, che per di più viene lui criticato e vengono esaltati quelli che l'hanno preso a martellate, con degli europarlamentari italiani che rivendicano la situazione, la cosa, o parlamentari anche nazionali. Tutta questa roba gli americani non la capiscono, mentalità diverse, e hanno mandato questi qua, perché hanno detto, noi sappiamo, si sapeva prima, e lo sapevano anche in America, che a Torino sarebbe successo quello che è successo, cioè si cercava il morto. Così come si sapeva e si sa che Torino è stata una prova generale per Milano-Cortina. Vediamo come va Torino. Se va bene, ed dal loro punto di vista è andata egregiamente bene. Noi facciamo una guerra che questi neanche se lo immaginano. Ne facciamo 10 di morti, ne cerchiamo. Allora, in America, sapendo queste cose, hanno mandato la sbirraglia, che al governo italiano sta benissimo. Pensateci voi, come sempre, siamo sempre sotto tutela. Quindi è la solita farsa. Poi arriva Piantedosi e dice no, ma li lasciamo lì, stanno in panchina. Questa è la verità. No, Max, nel tuo breve commento, però adesso faccio finta di fare il serio un pochino a questo punto, perché ci sono un paio di considerazioni politiche interessanti. No? Io te lo dico da lettore, lo sto leggendo adesso perché l'hai appena fatto, tra l'altro. No? Allora, tu fai una prima considerazione. Tu dici qua, alla fine, intorno a sto decreto sicurezza c'è stata tutta una faida interna per far capire alla Lega, Lega con le sue posizioni sulla sicurezza, che non è gradita e che non è ascoltata. E allora a me verrebbe anche da dire, se è così, figuriamoci cosa poteva cavar fuori dal cilindro un Vannacci, no? Se non ce la fa la Lega a mandare avanti istanze di sicurezza, anche se vuoi molto forti, quello che vuoi, criticabili finché vuoi, ma comunque diciamo decise, se non ce la fa la Lega che è al governo, figurati te cosa ti può tirare fuori un Vannacci che conta meno del 2 di picche, no? Che conta, ecco. E questo però è un dato politico. Allora scusami, se bisognava far capire alla Lega che te non ottieni niente, però il problema non è solo la Lega, il problema è la sicurezza di sé per sé, perché dopo alla fine è logico che uno dice ma ben venga Alice, o ben venga qualcos'altro di peggio, o ben venga la polizia putiniana. Allora, io prima all'inizio ho dato in testa a Salvini, alla Lega, però bisogna pure essere onesti, no? Cioè, questa è una faida. Cioè, quelli che dicono si va il governo, il decreto, si va alle Camere, le Camere, Mattarella non può fare niente. No, sì. Questa storia del poliziotto quasi ammazzato, dei fatti di Torino, eccetera, serve solamente ad uso interno di questa coalizione per tagliare fuori la Lega in questo caso. La Lega voleva delle misure più drastiche e Mattarella, ben contento il governo, ben contento l'opposizione, gli fa capire che la Lega è isolata, non conta nulla. Quindi qui quelli che chiedevano un pochino più di sicurezza e di serietà, però politicamente parlando tu osservi questo, che è la sinistra che detta la linea e la destra, per non apparire di destra, si adegua e la condivide. Come sempre. Allora abbiamo scherzato. Dopo, quello che è preoccupante è che effettivamente per questa strada salgono i Vannacci. E Vannacci non ha un concetto democratico per me della sicurezza, ha un concetto autoritario, da Parà, da Generali, da putiniano, e dopo c'è troppa gente che gli crede, che gli va dietro. Quando lui a quel punto, lui non invoca una sicurezza democratica, invoca una repressione. Vannacci, quando ci hanno chiusi tutti dentro, il governo più repressivo della storia, Vannacci non ha mai detto che era sbagliato. C'era già in mezzo, perché l'epoca della pandemia, e Vannacci, io ricordo a tutti, quelli che dicono bravo, Generali, questo governo, Vannacci è stato il primo a dire che bisognava introdurre i vaccini obbligatori, è andato in Russia, si è fatto 3-4 Sputnik, poi siccome quello era un vaccino di merda, è tornato in Italia e ha detto che se ne era fatti degli altri, e che bisognava imporli a tutti. Quindi state attenti quando andate dietro al parolaio di turno.
Però la gente, sai, la gente ci crede, gli piace quello che dice, che alza la voce, che dice adesso gliele dice lui le cose. Questa è stata tutta una farsa per me. Il pacchetto sicurezza, la sicurezza non interessava a nessuno, alla fine si è risolto tutto nel solito pianerottolo dell'italiana. Facciamo fuori terzo passaggio politico per me interessante, lo offro a chi ci ascolta naturalmente, del tuo ragionamento, è questo qui. Allora Meloni partorisce o subisce un compromesso che la rende più debole, ovviamente, mortificante, deve pregare che l'ICE americana la salvi da conseguenze fatali durante le Olimpiadi, ma questa è una strada poco proficua, perché per questa strada perderà il referendum e sparirà. E tu dici, qua è poco da fare il menagramo o il pessimista, perché come giustamente noti in questo paese una delle grandi disgrazie è quella di avere torto quando si ha ragione in anticipo o troppo presto, no? Tu la vedi male, insomma, perderà anche il referendum? Io ieri ho scritto la stessa cosa, il pezzo l'ho fatto adesso, non si sapeva ancora di Mattarella che tronca e sopisce il pacchetto sicurezza, eccetera. Ho scritto la stessa cosa su X e sono stato subito sommerso da commenti: sei un comunista, sei vuoi che vada così, chi ti paga, e anche porti male, un po' di ottimismo. Scusate, cosa c'entra l'ottimismo? Io cerco di essere realista. La Meloni paga la sua debolezza, paga il suo tatticismo, paga essere attendista su tutto, perché tu non puoi volere. E allora, la sinistra no, la cosa, perché non bisogna dargli fastidio. E l'Europa no, mettersi contro no, perché l'Europa non bisogna metterci contro. Mattarella non bisogna però irritarlo, però bisogna anche vedere un po' con l'America. Tutto sto tatticismo, sono 3 anni che lo dico, mi sono stufato. Lei lo paga alla fine. Cioè non può un Presidente del Consiglio dire alla Schlein le misure di sicurezza facciamole insieme, aiutami. Che voleva dire in realtà? Voleva dire: questi di Askatasuna tienli fermi tu, teneteli fermi voi perché sono roba vostra. Ma è il PD, è la sinistra, è AVS, è Conte che teorizzano la saldatura tra gli Askatasuna dei centri sociali e i Maranza. Per ragioni loro, sono loro. Allora la Meloni dice: io da sola non gliela faccio, tienimeli buoni tu questi, mettici una parola tu con Mattarella. E naturalmente quella gli ha riso in faccia. Ora, queste debolezze, aveva promesso, aveva detto, esce fuori che la Meloni ha tanto chiacchierato sul pacchetto sicurezza e non risolve niente, perché Mattarella gli si è messo di mezzo. La stessa cosa, mi permetto di fare notare, è successa con la scuola. Dopo che un Maranza Arocchino ha sbudellato un egiziano, un compagno di classe egiziano, cristiano copto, lo ha sbudellato e sul cadavere si è messo a recitare versetti del Corano, perché queste cose sono cercate in ossequio a un'interpretazione radicale del Corano. Non è che c'è la fidanzatina o quello che è. E allora la prima cosa, il ministro Valditara ha detto: c'è scappato il morto, non cediamo all'allarmismo, È una frase allucinante. Poi hanno annunciato il pacchetto sicurezza per la scuola, il metal detector. Tu hai più sentito parlarne? No. La sinistra ha detto che il metal detector non era inclusivo, finita lì. E vabbè, ormai è andato, quello è morto. Per la scuola è finita così, per il fatto della sicurezza dei cittadini è finita così. Ora il cittadino dice: come pigliano a martellate un poliziotto che non si ribella, pigliano a martellate me. E allora in questo caso esiste una responsabilità oggettiva del governo, perché insomma la sicurezza ce l'hanno in mano loro. Se loro non possono o non vogliono o non sanno fare niente, io sono convinto che alla fine questo referendum, del quale la gente non può importare alla fine di meno, perché non è un referendum sulle dinamiche della giustizia, è un referendum a favore o contro il governo. E siccome il vento sta cambiando, l'altra settimana scorsa i sondaggi erano al 55% per il sì, adesso sono 50-50. Allora, andando avanti così, la Meloni lo perde, dopodiché sparisce dalla scena e diventa mercante, come Renzi, come D'Alema. Poi dopo dicono che porto sfiga io, sono Cassandra. C'ha ragione l'ebreo errante, ostia, però non è neanche colpa mia,
Allora, saluto Stefano che ti saluta, Max, e dice bellissima maglietta, tra l'altro, che io non riesco a vedere perché ho gli occhiali da vicino, quella dei Rolling Stones, giusto? Sì. Ecco, e mentre invece Carla ci ha mandato un messaggio da 3 minuti e 20, è un po' troppo, Carla, se riesce a mandarcene un altro più sintetico, lo mandiamo in onda, perché 3 minuti e 20 è tantissimo. Se ci mandi un audiomessaggio allo stesso numero, che l'hai mandato alle 10:39. Questo è uso privato del mezzo pubblico. Alle 10:39 l'hai mandato, mandaci di 20 secondi, se riesci a condensare noi lo mandiamo in onda. Max, lei aveva detto che la Meloni sarebbe andata a casa la primavera scorsa e sarebbe arrivato Gentiloni. Spero che ti sbagli anche sul referendum, scrive un ascoltatore. Io avevo detto che c'era questa ipotesi, c'era questo intendimento da parte della sinistra e del Colle. A proposito di Colle... A proposito di Colle, l'agenzia ANSA, Stefani, per essere più chiara ancora, per essere più chiara con noi, Volgo, e andatevi a vedere la bellissima definizione dell'amico Ambrose Bierce sul Volgo, perché ci tengo, perché è veramente un piacere intellettuale insopprimibile. Volgo. Dopo la leggiamo. Allora, per il Volgo, cioè per noi, l'agenzia ANSA, Stefani, fa lo schemino. Possiamo anche inquadrarlo se ci riesce. Dalla regia Simone ci riesce, sì, eccolo qui. Lo vedi, Max, lo schemino? Lo schemino del Mattarella. Il presidente Mattarella, te lo leggo io così facciamo prima. Che bello che è. Gli ha fatto pure l'avatar, vedi? Sì, avrebbe fatto presente al sottosegretario Mantovano che il via libera del Colle ci potrebbe essere solo dopo alcune modifiche. Quali? In tema di scudo penale, in caso di reati degli agenti di polizia, si prevede la non iscrizione nel registro degli indagati in presenza di cause di giustificazione. Ebbene, questa causa di giustificazione può avvenire comunque solo dopo gli accertamenti svolti dai magistrati, dal pubblico ministero, entro 7 giorni. Quindi il Mattarella ha detto: mi spiace, dovete comunque ripassare dai vostri amici magistrati, dal pubblico ministero, giusto? Che sono quelli che scarcerano subito gli ascatasubito. Certo, quindi diciamo che lo scudo penale va a farsi benedire? Mi veniva un'altra parola. Fottere. Ecco. Soddisfare perché? Perché ha chiesto questa modifica? Il Mattarella ce lo spiega lo schemino. Per soddisfare l'esigenza di non creare una giurisprudenza separata per categorie. E chi può opporsi a un simile concetto così nobile? Questi sono cavilli, sono cose incomprensibili. Allora, scudo penale va a quel paese, diciamo così. Fermo preventivo, l'altro punto. Cosa vuole il Mattarella? In vista di manifestazioni e per il pacifico svolgimento dei cortei, la possibilità per gli agenti di polizia di trattenere nei propri uffici per un massimo di 12 ore le persone ritenute pericolose durante i controlli preventivi. Questo prevedrebbe. Qual è il dubbio sollevato dal Presidente? Che non può bastare un semplice atteggiamento sospetto per effettuare un fermo preventivo di polizia. Bisogna che prima ti ammazzano. E quindi a quel punto mi sa che occhio e croce deve intervenire di nuovo il suddetto pubblico ministero, più o meno, per un fermo preventivo. Quindi mi sa che avevi ragione te a fare il commento che abbiamo letto prima, caro Max. Ho paura di sì, però sai, e quindi sono un imbecille, ma lo dico senza ironia. E quindi sei un imbecille. Max, sono le 10:55. Io, a proposito di cose preventive, volevo chiederti una cosa, perché tu hai fatto una serie di commenti, le fonti sono quelle che abbiamo citato nel post, no? Hai scritto su Nicola Porro, hai scritto sul tuo Substack e hai fatto una serie di osservazioni anche in merito al signor Fabrizio Corona. Che tu vedi già protagonista della scena politica per certi versi, ma non è questo che io ti voglio chiedere, perché tu comunque hai interpretato la vicenda Corona come de profundis per un certo tipo di TV che è già morta e sepolta, no? Tu l'hai paragonata, se non ricordo male, addirittura a un pollo che corre con la testa già staccata, la nostra TV, la TV odierna. Però c'è un aspetto che mi interessa cogliere di tutta sta storia, perché come tu sai, il Tribunale di Milano, il giudice Roberto Pertile, il 26 gennaio, ha introdotto, accogliendo le richieste degli avvocati di Signorini, di Alfonso Signorini, il conduttore, ha fatto un provvedimento con cui ha ordinato a Corona di rimuovere tutte le cose che non andavano bene agli avvocati di Signorini, primo. Ma secondo punto, lettera B,
ha vietato e ha inibito al Corona di pubblicare, diffondere, condividere con qualsiasi mezzo qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del signorini alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza. E poi ha ordinato il deposito in cancelleria, bla bla bla. Allora questa si chiama censura preventiva, tradotto in volgare, no? In lingua volgare. O sbaglio? Partiamo da qui. Oppure garantismo di classe. Lascia perdere il Corona, perché un Corona oggi, ma un Max del Papa domani, capito? A Max del Papa sono anni che gli augurano la morte di cancro. Addirittura uno l'altro ieri, avendo io scritto cose severe appunto dopo Scatasuna, mi hanno detto che toccherà anche a me, spareranno anche a me. Se Max del Papa fa ricorso non lo ascolta nessuno, però fammi capire, se lo fa Mediaset è un'altra cosa. Fammi capire una cosa, il garantismo è bello se te lo puoi comprare, ma com'è che faccio io a sapere se qualunque ulteriore video che non è ancora andato in onda sarà diffamatorio o danneggia qualcuno? Perché il reato, a me mi hanno sempre spiegato, Max, all'ABC del giornalismo, che la diffamazione si concretizza quando una cosa è stata fatta, non prima. Quando una cosa è stata scritta, pubblicata, mandata in onda. Come fai a saperlo prima? E la cosa molto più interessante ancora di questa roba qua è che a gioire per questa decisione di introdurre la censura preventiva, sai chi sono stati? Federazione Nazionale della Stampa e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che hanno gioito perché hanno detto il Corona non è un giornalista, quindi lui non può dire che fa informazione. Ed è giusto introdurre il concetto della censura preventiva. No, non la chiamano così, la chiamano non esiste il diritto a diffamare. Anche gli influencer devono rispettare la legge. Chiediamo anzi al Parlamento l'adozione di norme più stringenti per punire chi si traveste da giornalista nell'esercizio di attività che niente hanno a che fare con l'informazione. Questo dicono la stampa, la Federazione della Stampa Italiana e il Consiglio dei Giornalisti. C'è bisogno di un commento tuo, Max, perché qua noi lunedì io voglio fare una trasmissione. In più è intervenuta anche l'autorità per le comunicazioni a dire benissimo, adesso con la scusa di Corona, bel giro di vite su tutti quelli che pensano di pensare liberamente e di parlare liberamente. Non mi piace a me tutto sto clima qua, capito? Non mi piace. Ma se Corona non è un giornalista, allora perché lo invitano tutti i giornalisti trattandolo come uno di loro? E l'Ordine e la Federazione della Stampa non hanno mai detto niente. Voglio dire, definisci anche giornalista. Io, per carità, lungi da me difendere Corona, però che cosa fa un giornalista? Cosa lo distingue? Il fatto che sia iscritto all'Ordine, che fa un certo tipo di informazione, che fa report, che usa gli spioni per andare poi a modificare certi equilibri? Che cosa c'è di diverso tra report e Corona allora? Ma sai, io una volta mi permisi, anni fa, al presidente dell'Ordine dei giornalisti che venne ad Ancona di far notare che allora allora fuori dall'Ordine la Selvaggia Lucarelli agiva, imperversava, non essendo giornalista, nel totale disinteresse dell'Ordine. Sì, però e lui mi guardò e disse funziona così. Allora io ci feci una polemica, mi fecero sempre democraticamente mi fecero 4 o 5 esposti con la scusa che avevo parlato male, non so di che cosa, o di Greta, no? E lui mi disse, vabbè, dove sta? Funziona così, per dire, giornalista è chi giornalista fa. Però adesso su Corona non vale più e si chiude. Questo è... Allora fammi capire, qui siamo davanti a un ragionamento che a me mi sembra proprio aberrante. Allora, se tu sei giornalista, non è censura. Se non sei, cioè è censura. Se invece tu non sei giornalista... Se tu sei giornalista di sinistra. No, se tu sei giornalista non è, se ti toppano la bocca è censura. Se toppano la bocca a uno che non c'ha il tesserino, non è censura preventiva, è libertà. Io non ce l'ho più il tesserino. Ma lascia perdere, vabbè. Comunque ci torniamo sopra, Max. Grazie, lunedì facciamo una puntata su questa roba qua, con tanti ospiti. Su questo, se tu puoi essere terrorista, però finché non ammazzi qualcuno non basta l'atteggiamento sospetto, devi ammazzarlo, allora dopo ti fermo. Certo, appunto. Sai, è il rovescio della stessa, sono 2 medaglie, una medaglia con 2 rovesci. Preventivo è l'aggettivo che copre il discorso. Grazie. Qui il preventivo va bene. Grazie a Max del Papa, grazie a tutti quelli che sono intervenuti e viva la libertà preventiva.